i tamborini, i bandieratori e le bandierine. Marendole. È sempre emozionante sentire questi cosa dice Sabrina? Sì, c'è il gonfalone col simbolo vicentino che è proprio l'asinello. Questo rievoca un fatto storico nell'anno 1002, quando in seguito di una violenta scaramuccia fra vicentini e padovani, i padovani sono riusciti a sottrarre il dramma vicentino che portava proprio come stemma l'asinello e l'hanno collocato sopra il naso di Pippo e portato in trionfo in centro a Padova. Da qui proprio il motto Padovani picca l'asino. Benissimo, e a seguire abbiamo i signori della Colombara, vincitori del Palio lo scorso anno. Facciamone un applauso, vediamo le tutt'anni, chi vince quest'anno il Palio, Vediamo quest'anno. E poi ecco, vorrei che magari il giudice si fermasse un attimo qui al centro e mostrasse al pubblico il Palio. Quello è il dipinto del Palio che si contenderanno le varie contrade quest'oggi e come diceva prima Sabrina è il frutto di un lavoro fatto dai bambini nel primo concorso di pittura Dipingi il Palio. Allora salutiamo il Palio con un applauso, questi sono tutti i disegni fatti dai nostri figli piccoli che massimo avevano 10 anni, Francesco, 10-12. 12. Sì, sì. Ha fatto un bellissimo capolavoro, poi messo insieme anche più piccoli, anche più piccoli. Ora a seguire chi abbiamo? I personaggi storici di quest'anno Che sono? Albertino Papafava dei Carraresi, lasciamo sfilare. Lasciamo sfilare, ma poi se ci raggiungete nel vallo vi racconteremo un po' di storia di questi personaggi. Ecco la corte. Ecco, un apprezzamento giusto che dicevi Gianpietro è da fare alle nostre sante, perché questo è tutto frutto del lavoro di sante, soprattutto della Stella e altri che hanno fatto questi costumi ripresi proprio da documenti storici medievali e che riproducono gli abiti dell'epoca. Ma come non salutare i frati benedettini di Nonantola, che sono stati i precursori della nostra comunità. Sì, avevano infatti in questo territorio avevano una zona proprio sotto la loro giurisdizione che
hanno donato alla pieve di Lissaro per la costruzione della nuova chiesa, dopo che era stata distrutta in una appunto delle solite scaramucce frigentine in capo di Padovani. Però qui dobbiamo inchinarci tutti all'abate priore, all'arciprete di Lissaro Franco, nominato nella 10ª papale del 1297. Non so se notate la papalina da cardinale, quindi avevamo un personaggio storico notevole a livello ecclesiastico in questo territorio. Sua Eccellenza, prego. Avete visto la serietà con cui questo priore, questo cardinale sfida? Guardatelo, non mette un sorriso quest'anno, guarda, ha una benedizione tutta Non ho capito la benedizione perché facciamone una brava, ragazzi, veramente non è facile portare i rotto per chi non è abituato. Però adesso scusate, qui abbiamo un capolavoro. Questa è la riproduzione del famoso carroccio che era, puoi dire tu Sabrina? Sì, allora il carro e la campana erano due strumenti molto usati in passato, erano usati dai monaci per raccogliere appunto le offerte, ma anche dai potenti per raccogliere le tasse. Nell'anno 1081 l'imperatore Enrico IV concesse ai Padovani di disporre di un carroccio, c'era un carro che portava gli insegni della città, il simbolo di fede e di libertà. Infatti vediamo che c'è davanti proprio il drago di Trieste. Un applauso anche perché questa è opera del nostro Paolo Levorato che ha riprodotto queste teste meravigliose. Ed ecco la parte principale, questa è la vita di oggi. I nostri protagonisti, le 8 contrade di Lissaro. Lucchelle, Deciaro, Colomara, Frasca, Gatto, Ligotti, aiutanti dei ragazzi che venivano su da Lissaro, ma io di Giatto, perché nel solito mettevano anche le mani a qualcuno ogni anno. Tanto dopo li ripetiamo tante volte. Arrivato per noi. E devo dire subito, scusa un attimo, che Campodoro abbiamo fatto la quintana per vedere chi poteva partecipare e sfidare le nostre contrade e Campodoro subito si è messa in mostra, ha vinto la quintana di venerdì e oggi la vedremo protagonista del 16° palio. I cavalieri della corte di Lissaro. Che spettacolo! Sia i cavalieri di cavalli sono proprio guardati con gli stessi colori dei nostri tamburini, perché è nata proprio un'amicizia tra Bellissimo! questi cavalieri che hanno fatto proprio oggi i nostri interni. No, mi dovete scusare un attimo, mentre i cavalli si fermano, io devo vedere se questa porchetta è vera o è una cosa. È vera! È una porchetta vera! Ma allora ce la mangiamo dopo? Benissimo, allora siete tutti invitati, questa porchetta ce la tireranno a fettine piccoline, in modo che poi la possiamo assaggiare con un buon... Facciamo passare i cavalieri. Anche questo salutate ragazzi, perché questa è una cosa nuova quest'anno, piano piano non facciamo tanto piano, complimenti ai cavalieri della corte di Lissaro. Nessuno mi aveva annunciato questo, È una sorpresa, ci avevano detto, guardate che c'è una sorpresa, io stavo guardando una sorpresa, eccola qua, questa è una sorpresa e ci hanno anche annunciato che ci sarà un'ulteriore sorpresa che loro faranno quando arrivano al ballo. Salutiamo una contrada di Arlessica. Arlessica medievale con la quale ormai da anni c'è un rapporto non solo di vicinanza ma di amicizia e di compartecipazione alle reciproche feste. Non so Paolo però, non so, sono qui vicini nostri, no? Facciamoli sentire che ci sono, Questi lancieri, sempre di Arlessica. Fatti ad Arlessica presso la stupenda villa Contarini Raffaella ogni anno che
si ricorda la vicenda storica del poema L'asino di Conte Carlo Autori, e c'è un evento veramente straordinario che vi invito a partecipare anche alle vostre edizioni. Ecco che davanti a noi c'è anche la rappresentazione di Bosco di Lugano, a seguire Campodoro e poi Villa Guardia. Che partecipa quest'anno al Maglio Digitale in questi anni, prima volta. Ecco, c'è da dire che la Quintana, che ieri ha visto vincitrice la contrada di Campodoro, non è finita qui perché ci manca il 10° concorrente. Sarà una sfida che faremo subito prima dell'inizio del palio, una Quintana tra i 3 perdenti, chiamiamoli così. Uno di loro, tra la Guardia, Bosco e Andresega, si aggiudicherà il diritto di partecipare al palio, e mentre la sfilata va verso il palio, noi li seguiamo, andiamo anche noi al Vallo dell'Asino, qui dietro alla chiesa, nel campo, per assistere a questo grande evento, a questa manifestazione che ci riserverà senz'altro nelle settimane.